Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è sabato 8 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:08. La luna sorge all'1:07 e cala alle 15:36. Oggi si celebra San Domenico di Guzman. Il nome Domenico ha origine latina e significa consacrato al Signore o, nel senso letterale, di Dominicus, del padrone. L'8 agosto di ogni anno ricorre la giornata mondiale del gatto, il World Cat Day. Questa festa internazionale è stata istituita nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cura e la protezione dei piccoli felini. La scelta di agosto non è casuale, è il mese in cui purtroppo si registra il picco di abbandoni e le associazioni animaliste lavorano senza sosta per trovare rifugio e cure ai gatti randagi. Festeggia oggi 28 anni Shawn Mendes, il cantautore e modello canadese che è diventato un fenomeno globale giovanissimo, partendo dai video sui social per poi arrivare a scalare le classifiche di tutto il mondo con hit come Stitches e Treat You Better. È oggi uno degli artisti più influenti della sua generazione, ammirato per il suo talento alla chitarra e alla sua sensibilità. Tanti auguri a Danilo Gallinari che oggi compie 38 anni. Il Gallo è una vera leggenda del basket italiano ed una stella della NBA americana. Con la sua altezza e la sua precisione al tiro ha portato il tricolore sui parquet più prestigiosi del mondo, diventando un punto di riferimento per la nostra nazionale, ma anche un esempio di professionalità per tutti gli sportivi. Infine compie oggi 45 anni Roger Federer, considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi per la sua eleganza e accuratezza tecnica. Il re svizzero vanta nel suo palmarès 8 vittorie a Wimbledon ed un totale di 20 titoli al Grande Slam. Anche dopo il ritiro resta l'icona assoluta di uno sport giocato con classe e rispetto per l'avversario. Sapete quanti chilometri percorre un giocatore di calcio di Serie A in una partita? La statistica varia molto in base al ruolo. I centrocampisti sono solitamente più instancabili, arrivando a macinare tra gli 8 e i 14 chilometri in 90 minuti. I difensori si muovono un po' meno, mentre il portiere, lui resta a guardia della porta percorrendo distanze decisamente ridotte. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato. Entriamo nel vivo del weekend d'agosto scoprendo come si posizionano gli astri e quali sono i consigli delle stelle per oggi. Ariete. Sabato ad alta energia. Siete pronti a prendere in mano la situazione e a trascinare gli amici in una nuova avventura o in una gita fuori porta dell'ultimo minuto? Toro. La luna vi invita alla lentezza e ai piaceri della vita. Oggi bandite la fretta. Il programma perfetto prevede buona cucina, mare o piscina e tanto riposo. Gemelli. Sarete l'anima di ogni festa. Il vostro umore è alle stelle e la vostra parlantina vi renderà magnetici. Serata ideale per fare nuovi incontri stimolanti. Cancro. Sentite il bisogno di circondarvi di calore umano e tranquillità. Dedicate questo sabato alla famiglia, alla persona amata o a quegli amici storici che vi fanno sentire a casa. Leone. Splendete come il sole d'agosto. Siete pieni di fascino e determinazione. In amore è il momento di osare. Se vi piace qualcuno, fatevi avanti senza esitazione. Vergine. Il cielo vi suggerisce di staccare la mente dai dettagli pratici. Lasciatevi andare all'improvvisazione e godetevi il weekend senza voler pianificare ogni minuto. Bilancia. Una bellissima armonia vi circonda. Sarete sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda delle persone care, regalando e ricevendo splendidi momenti di complicità. Scorpione. Sarete particolarmente misteriosi e magnetici. Attirerete molte attenzioni, ma deciderete di aprire il vostro cuore solo a chi saprà dimostrare vera sincerità. Sagittario. Spirito libero e tanta voglia di esplorare. Questo sabato vi vuole in movimento. Ottimo momento per fare qualcosa di insolito e rompere la solita routine. Capricorno. Le stelle vi invitano ad alleggerire la corazza. Mettete da parte i pensieri legati al dovere o ai soldi e concedetevi una serata di pura e semplice spensieratezza. Acquario. I riflettori oggi sono puntati sui sentimenti e sulla condivisione. Il dialogo con il partner è fluido e appassionato.
Per i single l'aria è decisamente elettrizzante. Pesci. Giornata magica per l'intuito e la creatività. Lasciatevi trasportare dalle vostre sensazioni e non stupitevi se un vostro piccolo desiderio dovesse realizzarsi oggi. Buon sabato e buon weekend a tutti. L'oroscopo quotidiano vi aspetta domani. Tutto ebbe inizio con una sfida del 1760 lanciata dal naturalista de Saussure, che offrì un premio a chi avesse conquistato il Monte Bianco. L'impresa riuscì finalmente l'8 agosto del 1786. Jacques Balmat e il medico Michel Gabriel Paccard raggiunsero la vetta alle 18:23 dopo 14 ore di scalata, segnando così la nascita dell'alpinismo moderno. Barack Obama ha reso celebre l'espressione "like putting lipstick on a pig", che significa letteralmente come mettere del rossetto su un maiale. È un modo colorito per dire che, per quanto si cerchi di abbellire superficialmente una brutta situazione o una pessima idea, la sostanza negativa non cambia. È un invito ad affrontare i problemi alla radice piuttosto che mascherarli. Il mondo di Sarah Teasdale fu forgiato dall'isolamento a cui fu costretta da bambina per la sua salute fragile. Solo a 14 anni iniziò a frequentare la scuola, ma il suo vero diploma fu la poesia. Nel 1918 fu la prima donna a vincere il premio Pulitzer per la poesia con Love Songs. Donna inquieta e malinconica, visse una solitudine profonda che la portò a concludere tragicamente la sua vita a soli 48 anni. E ci salutiamo con questo pensiero di Luigi Sturzo. Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi. E allora viva la creatività e la forza delle idee. Noi siamo qui pronti a darvi nuovi spunti anche nella giornata di domani. Buona giornata dalla vostra Jaira.